Battisti è stato condannato all'ergastolo anche dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, ma l'ex terrorista dei PAC potrà richiedere benefici come i permessi premio già tra 3 anni e mezzo. 19enne tunisino rimpatriato per pericolo terrorismo, parla il padre, è un errore, mi chiedo cosa sarebbe successo se a scrivere quelle cose fosse stato un ragazzo italiano. Frana di stuccarsi in Alpago, continua a piovere sulla zona, non si arresta la caduta di massi e fango verso il piccolo borgo, il sindaco non ci rimane che aspettare l'inevitabile. Chiama la moglie in giardino, poi si spara un colpo di pistola al cuore, tragedia stamane a San Zenone degli Ezzelini, sconosciuti al momento i motivi del gesto. Alcuni gatti della colonia felina di Mira uccisi durante lo sfalcio dell'erba, i volontari dell'associazione Quattro Zampe in Riviera sono sul piede di guerra. Truffavano religiosi, banda sgominata a Torino, 86 le vittime, tra loro anche un frate del convento di Asolo. I 6 condomini di Vianelli a Padova, conosciuti in tutta Italia per il degrado e lo spaccio degli anni scorsi, saranno presto abbattuti, la procedura burocratica è infatti ormai completata. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque, lo avete sentito, Cesare Battisti è stato condannato all'ergastolo anche dalla Corte d'Assisi d'Appello di Milano. Soddisfatto Adriano Sabbadini, il cui padre Lino fu ucciso nel 79 a Santa Maria di Sala. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato l'ergastolo per Cesare Battisti, l'ex terrorista dei PAC condannato per 4 omicidi commessi alla fine degli anni 70 e arrestato dopo 37 anni di latitanza lo scorso gennaio in Bolivia. La Corte ha dunque rigettato la richiesta della difesa di commutare la pena dall'ergastolo a 30 anni di reclusione. Secca la dichiarazione del legale di Battisti, Davide Steccanella. Le decisioni dei giudici non si commentano, ha detto l'avvocato, e se non si condividono si impugnano. Tra le vittime per cui è stato condannato Battisti c'è anche Lino Sabbadin, ucciso a Santa Maria di Sala il 16 febbraio del 1979. Per il figlio Adriano, presente quel giorno, che in questi anni non si è mai stancato di chiedere giustizia per il padre, la sentenza è un atto dovuto. Ma guardi, è già stato da un paese all'altro, lui la sua buona vacanza se l'ha già fatta, adesso che sconti quello che le deve rimanere. La pena a cui è stato condannato Battisti non esclude però la richiesta di benefici come i permessi premio che, essendo già stati scontati come presofferto circa 6 anni e mezzo, potrebbe essere avanzata tra 3 anni e mezzo, quando nel conteggio complessivo Battisti avrà scontato complessivamente 10 anni di carcere. La difesa aveva chiesto alla Corte di applicare la procedura di estradizione dal Brasile, contestando la validità dell'espulsione dalla Bolivia, in modo da commutare la pena da 30 a 20 anni e 7 mesi. Ma se l'ex terrorista PAC avesse voluto far valere l'accordo di estradizione italo-brasiliano, hanno invece stabilito i giudici, non avrebbe dovuto allontanarsi volontariamente dal Brasile e non avrebbe dovuto opporsi alla conclusione della procedura estradizionale con la sua consegna all'Italia. Parliamo adesso della vicenda del 19enne tunisino residente nel Trevigiano, rimpatriato per pericolo terrorismo. Ai nostri microfoni parla il padre del giovane che dice è un errore, ci hanno rovinato tutti. Colpa del governo dentro il cuore. Un colpa del mio governo, della mia questura, sono cittadino italiano, dentro il cuore. È un colpito al cuore, lui non sa cosa deve fare, non sa com'è lui adesso, perché sono errati tutti, un errore. Sono 2 notti che non dormo, racconta Liben Mansour, il padre di Yahya, il 19enne tunisino residente a Breda di Piave, fermato lunedì dalla polizia di frontiera all'aeroporto Marco Polo e rimpatriato in base ad un provvedimento emesso dal ministro dell'Interno per motivi di sicurezza dello Stato e pericolo terrorismo. Il papà da 30 anni in Italia non crede alle accuse rivolte al figlio. Io conosco mio figlio. Yahya ora si trova nel suo paese natale, la Tunisia, piange sempre, ci dice Liben. Sua madre mi ha detto che lui ha fatto Ramadan, non mangia né giorni né notti. È distrutto, è rovinato. Le indagini della Digos e dell'intelligence antiterrorismo erano partite dai video postati su Facebook da Yahya, immagini di combattimenti, pagine del Corano, soldati in azione nella striscia di Gaza. Sono video che aveva postato quando aveva 14 anni, era piccolo. Chiedete a chi lo conosce, dice Liben, chi è mio figlio. Andato a fare scuola a CP qua a Calabria, 1 anno e mezzo quasi, per riparare, per convivere. Che vuoi a scuola, dimmi se ha fatto casino, se ha
se noi vivendo con i gente, se hai un'idea, vai a cercarlo, va bene. Non cercare Facebook, cercare qua all'aperto, dove la gente, ti chiedi gente, finisci da casa. L'uomo poi chiede cosa sarebbe successo se al posto di Yahya a scrivere quelle cose ci fosse stato un ragazzino italiano. Se avete uno X come Yahya, c'è scritto in italiano, per suo papà è italiano e sua madre è italiana, ha scritto così perché non conosci, per i piccoli, perché i giovani, suo figlio deve darle così, deve segnarlo così, deve lasciarlo qui, figlio mio, e quando siamo qua, è un pace, vogliamo pace per tutti, sì. Ma Yahya? Ci racconta poi che Yahya era stato in Tunisia per fare uno stage, in Italia cercava un lavoro, in bicicletta era andato in giro a consegnare i curricula, adesso finalmente tramite il fratello aveva trovato un impiego, questa settimana avrebbe dovuto iniziare. È venuto domenica qua, sono andato qui suo fratello all'Leonardo. Domenica, qua lunedì fa fare il prova, martedì, lunedì fa le carte e lavoro con suo fratello. Ma un disastro! Il signor Mansour ora ha un'unica speranza. Spero una giustizia per tutti, pace per tutti, amore per tutti. Una notizia che certo non è passata inosservata a Breda di Piave, dove la famiglia risiede. Il sindaco dice che la famiglia non ha mai causato problemi, è sempre stata tranquilla, e poi spiega se le forze dell'ordine si sono concentrate su di lui, riferendosi al 19enne, vuol dire che del tutto innocuo forse non è. Il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto, è stato avvertito dai carabinieri della locale stazione di quanto accaduto, del rimpatrio di Yahya Mansour, residente nel suo comune, con il padre e un altro fratello espulso per un pericolo terrorismo. Il primo cittadino conosce la famiglia del 19enne e spiega che non ci sono mai stati problemi con loro. Non hanno mai dato fastidio, ho avuto modo con il padre di interloquire, di fare una verifica ancora nel 2014 perché non era molto presente nel condominio e abbiamo fatto una verifica con i nostri vigili per capire la sua presenza all'interno del condominio Atria. È stato quell'episodio e poi c'è una frequenza quasi regolare del locale, insomma. Lunedì pomeriggio Yahya, di rientro da un viaggio in Tunisia, sbarcato al Marco Polo di Venezia, è stato fermato dalla polizia di frontiera e rimpatriato. Per 10 anni non potrà più far rientro sul territorio italiano. Il provvedimento arriva alla conclusione delle indagini condotte da Digos e Intelligence Antiterrorismo, che avevano iniziato a concentrare la propria attenzione sul 19enne dopo alcuni post pubblicati sulla sua pagina Facebook alcuni anni prima. Secondo gli investigatori il ragazzo avrebbe esaltato la guerra santa, il martirio e i mujahideen morti in combattimento. Lui stesso, stando agli elementi raccolti nelle indagini, avrebbe manifestato il desiderio di sacrificarsi in nome di Dio. Un fotomontaggio di lui seduto sui gradini del Duomo e accanto l'immagine di un uomo con il volto coperto. Per le forze dell'ordine elementi sufficienti per allontanare il 19enne dal nostro paese. Yahya al momento del rimpatrio avrebbe spiegato che si trattava di frasi scritte diversi anni fa, quando era un ragazzino. Ora, avrebbe spiegato, penso cose diverse, amo la pace e l'Italia, sono contro ogni tipo di violenza. Giustificazioni che però non convincono del tutto il sindaco Rossetto. Errori di gioventù, ma certe situazioni vanno rimosse, quindi io ritengo che, come ho detto prima, che le forze dell'ordine hanno fatto il loro dovere e se stavano cercando, se stavano mettendo sotto controllo questa persona, sicuramente avranno capito che questa persona del tutto innocua forse non è. Andiamo nel Bellunese, in Alpago. Dopo una tregua nel pomeriggio è tornata la pioggia, la frana di Schiucaz è sempre più instabile. Per tutta la giornata sono continuati a cadere massi e fango ed oggi nuovi sopralluoghi degli esperti per valutare la situazione. È stata spostata anche una telecamera che ora riprende la zona tra la strada e il borgo. Rimane il divieto di entrare nel piccolo paese, troppo pericoloso, dicono in questo momento. Quindi i residenti non possono recuperare nulla dalle loro abitazioni. Le prossime ore saranno cruciali. Il sindaco di Alpago, Umberto Soccalla, ci spiega che non si può far altro che attendere e vedere cosa accadrà tra questa notte e domani. Gli occhi rimangono puntati sulla frana che ogni istante che passa fa sempre più paura. Ed ora andiamo a San Zenone degli Ezzelini con il dramma che si è consumato questa mattina.
Grida il nome della moglie, poi lo sparo. Sono le 6 del mattino, una scena agghiacciante davanti agli occhi della donna. Nel giardino della loro abitazione di Liedolo di San Zenone, il marito, 60 anni, pensionato, si era appena sparato un colpo di pistola dritto al cuore. Nessuno scampo per lui, l'arma accanto al corpo. A ritrovarla i sanitari del suo 118 di Crespano, allertati dalla moglie disperata. I carabinieri stanno cercando di capire le cause di questo gesto, non escludono nulla, a cominciare da una possibile situazione economica difficile e poi tante domande. Soprattutto perché quelle ultime parole, urlando il nome della compagna di una vita. Una vicenda che ha lasciato tutto il paese sotto shock. Nessuno si sarebbe mai immaginato un gesto simile da questo pensionato, in apparenza sereno e gioviale. Tranquillo, lui si metteva su un angolo, proprio pacifico, proprio una persona un po' strana, un fatto del genere. Pedemontana ancora un blitz dei carabinieri, questa volta i militari del corpo forestale sono arrivati verso pranzo al cantiere della superstrada in località Vallunga nel comune di Malo. Malo, blitz dei carabinieri della forestale al cantiere della Pedemontana in zona Vallunga. I militari, accompagnati dal magistrato, sarebbero arrivati verso mezzogiorno e per almeno un paio d'ore sarebbero rimasti in cantiere, creando non poca apprensione tra i residenti. Abitanti che però già da gennaio, all'intensificarsi dei lavori del cantiere, avevano cominciato a mandare segnalazioni ai militari di una gestione dello stesso che, a loro avviso, non sarebbe stata rispettosa delle prescrizioni previste dal Ministero dell'Ambiente, visto che Vallunga è vincolata paesaggisticamente. Rumore assordante, polvere, accatastamento delle rocce, gestione delle acque nel mirino dei residenti e forse anche del blitz della mattinata. Continuiamo con la cronaca. Rubava oggetti in oro e argento nel laboratorio orafo nel quale lavorava, scoperta dai carabinieri che hanno recuperato 2 kg di metalli preziosi. Smascherata dai carabinieri una dipendente infedele che per almeno un anno avrebbe rubato gioielli accumulando una piccola fortuna. Il titolare di un'impresa orafa dell'area termale padovana si era accorto che da qualche mese gli utili dell'attività erano diminuiti, riscontrando delle anomalie sui quantitativi di oro forniti da un'azienda. I dubbi dell'imprenditore venivano confermati dalle indagini dei carabinieri, che indirizzavano i propri sospetti verso una dipendente responsabile della pesatura degli oggetti. La stessa, in una circostanza, veniva notata perché con una mossa fulminea sottraeva dei monili dalla cesta con l'oro appena pesato per infilarli nella tasca del giubbotto. La perquisizione consentiva di sequestrare numerosi monili in oro e argento sia nell'armadietto utilizzato dalla dipendente in azienda che nella sua autovettura e a casa, ben 82 oggetti fra lingottini, orecchini, medagliette, anelli, catenine, orologi in oro e argento che sono stati riconosciuti dai legittimi proprietari, in totale 2 kg d'oro e argento per un valore complessivo di 22.000 euro. E così i carabinieri hanno notificato alla donna, una 28enne di Este, il reato di furto continuato con destrezza di metalli preziosi. Anche un frate del convento di Asolo tra le 86 vittime di una banda di truffatori sgominata a Torino. Una telefonata e il raggiro poteva cominciare. All'altro capo sacerdoti, parroci, responsabili di conventi e altri enti religiosi, tutti sempre molto anziani, 63 anni il più giovane, un reverendo del convento dei frati cappuccini di Asolo caduto nella trappola. Bastava qualificarsi come rappresentanti del comune, della provincia o della regione o anche direttori di banca e informare che era stato accreditato al loro ente un contributo erogato in somma maggiore a quella dovuta. Quindi, per evitare che lo stesso contributo non venisse poi elargito e di pagare anche una multa, l'unico modo era versare la differenza, cifre variabili da 2.000 a 16.500 euro, su carte PostePay intestata dei prestanome. La messa in scena si è ripetuta 86 volte tra ottobre 2018 e aprile 2019, con un bottino di oltre 400.000 euro. 86 vittime in tutta Italia tra sacerdoti e rappresentanti di istituti religiosi, tra questi nella Marca il 63enne frate del convento dei Cappuccini di Asolo. Sono stati i carabinieri di Torino a sgominare la banda, 12 provvedimenti cautelari, di questi 4 sono in carcere, tutti di Torino e provincia, 8 sono stati messi agli obblighi di dimora e di firma. Numerose le perquisizioni in tutta Italia, sequestrate varie carte prepagate, libretti postali, cellulari utilizzati per contattare le vittime e denaro contante. Alcuni dei religiosi colpiti non avevano presentato denuncia e stavano ancora aspettando l'erogazione dei finanziamenti promessi. A capo del gruppo una donna, una 38enne soprannominata la zia, che si vantava di aver inventato il metodo per raggirare i religiosi. Un caso tutt'altro che chiuso.
Gli investigatori infatti pensano che gli episodi siano molti di più degli 86 accertati. Ci spostiamo a Mira, nel Veneziano, dove i volontari dell'associazione Quattro Zampe in Riviera sono sul piede di guerra perché alcuni gattini sono stati uccisi durante lo sfalcio dell'erba nella loro colonia. Degli operatori sono venuti a sfalciare il prato di Via Naritti, che è un parco di una villa di Mira, dove sono presenti da più o meno una decina d'anni una colonia di gatti. Gatti di cui i volontari dell'associazione Quattro Zampe si occupano da una decina d'anni, dando loro il cibo, sterilizzandoli e prendendosene cura. Martedì, durante lo sfalcio dell'erba, però, si è verificato un brutto episodio. Siamo state chiamate da dei vicini che ci hanno segnalato appunto che uno dei gatti urlando ha saltato il muretto e poi è morto sul colpo. È stato falciato, è stato investito, colpito da la macchina, e come potete vedere una macchina molto importante visto le orme delle ruote lasciate sul parco. E quello che a noi ha turbato più di tutto è che appunto l'operatore, accortosi che era impossibile praticare il terreno visto le piogge dei tempi della settimana, ha comunque continuato a fare il suo lavoro senza prestare attenzione. Come potete vedere dalle buche lui si piantava, quindi secondo la mia opinione andava molto veloce, ha preso il largo dove in fondo c'è la colonia. I gatti purtroppo non hanno fatto in tempo a realizzare il fatto che stesse arrivando un mezzo così grande, impauriti si sono trovati davanti questo mezzo e non hanno avuto il tempo di fuggire e mettersi in salvo. Oltre a Crosta, il gatto ucciso, all'appello ne mancano altri 2. L'associazione non vuole che quanto accaduto passi sotto silenzio. Questo deve servire appunto per far capire che esiste la colonia e che per le prossime volte si abbia un po' più di riguardo, un po' più di attenzione verso la colonia, che ormai è da tantissimo che è su questo posto. È stata segnalata la cosa alle autorità competenti, personalmente ho anche mandato una mail al sindaco che stamattina mi ha richiamata e mi ha anche detto che prenderà provvedimenti su questa cosa e che è molto solidale sul fatto che è accaduto, è vicino appunto ai volontari. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. I 6 condomini di Vianelli a Padova, conosciuti in tutta Italia per il degrado e lo spaccio degli anni passati, saranno presto abbattuti. La procedura burocratica infatti è oramai completa. La prima ruspa per abbattere il complesso Serenissima di Via Anelli, i tristemente famosi condomini del degrado, accenderà il motore a settembre. E questa è la previsione del Comune, che ha approvato in giunta la delibera per la demolizione dei 6 condomini attraverso il progetto esecutivo, un provvedimento che vale circa 4 milioni e mezzo di euro, 3,5 per gli espropri e le tasse, 1,1 milioni per la demolizione, che durerà 140 giorni, 4 mesi e mezzo. Con Ater abbiamo staccato gli assegni per acquisire gli appartamenti, i 37 appartamenti di Ater, che quindi adesso divengono di proprietà del Comune. Un anno e mezzo fa mancavano 190 appartamenti ancora da acquisire, ora il numero è sceso a 20. E questi 20 sono tutti appartamenti su cui le procedure di esproprio sono già avviate, stiamo attendendo l'immissione in possesso al Comune di Padova. In buona sostanza vediamo il traguardo avvicinarsi e quindi la piena proprietà del complesso Serenissima. Una volta approvato nelle scorse ore, il progetto esecutivo di abbattimento andrà in gara con i tempi tecnici che prevedono le offerte delle imprese interessate. Penso che per settembre-ottobre inizieranno appunto i lavori di demolizione e di bonifica del complesso Serenissima. Sarà un momento storico, penso per il quartiere ma per tutta la città, veder demolire quelle palazzine che per anni sono state simbolo di degrado, di illegalità. A quel punto il demanio riceverà dal Comune l'area libera e bonificata e darà in
in cambio tutta la grande zona della Prandina, che diventerà così di proprietà del comune. L'ultimo passaggio è l'impegno del demanio, che è già stato messo nero su bianco, a costruire la nuova questura di Padova proprio nell'area di Via Anelli, un'opera che sarà così anche profondamente simbolica. La politica con le elezioni del 26 maggio, oltre alle europee anche le amministrative anticipate a Rovigo dopo la caduta di Massimo Bergamin. Continuiamo a presentarvi anche questa sera i 7 candidati alla poltrona di sindaco. Oggi parliamo di Silvia Menon ed Ezio Conchi, sostenuti da 2 coalizioni di liste civiche. Oltre ai partiti tradizionali, a Rovigo scendono in campo anche 2 schieramenti di liste civiche. Da un lato Silvia Menon, consigliere uscente, che sotto lo slogan "Facciamo succedere solo cose belle" ha riunito 2 liste fatte da professionisti ed esponenti della società civile. Fuori da ogni logica di partito, l'unica cosa a cui si è leali, dice, è il programma. Nel breve occorre innanzitutto manutenere strade e marciapiedi. I soldi ci sono, erano stati tenuti per l'ultimo anno di amministrazione prima delle elezioni. Quindi si parte da 1,2 milioni di avanzo e da dei fondi appostati in bilancio e si inizia per priorità, ma poi anche parcheggi. Purtroppo il centro si sta svuotando e quindi più parcheggi ne creeremo di più e abbasseremo la tariffa a €1. Inoltre dal venerdì alle 13 il parcheggio diviene gratuito, ma poi pensiamo anche al futuro, alle prossime generazioni e quindi innanzitutto qui in centro devono vivere gli studenti dell'università, non confinati in campagna. E poi vogliamo il cinema, può essere riaperto il vecchio cinema con i contributi della legge Franceschini o anche in Piazzale di Vittorio. Si candida a primo cittadino anche Ezio Conchi, ex vice sindaco di Forza Italia durante l'amministrazione di Bruno Piva, che aveva preceduto Massimo Bergamin. Avvocato, questa volta sceglie di correre con 2 liste civiche per non guardare al passato ma pensare ad una città del futuro. Il cambio a Rovigo ha un senso e un significato non solamente simbolico, è proprio l'intenzione di una discontinuità con il passato. L'altra, che si chiama Rovigo Futuro, è stata volutamente scelta perché noi non vogliamo perdere tempo a giudicare il passato, ma vogliamo progettare un bel futuro. Primo punto fondamentale è la messa in sicurezza del bilancio. Noi sappiamo che ci sono delle grosse difficoltà da un punto di vista economico, il bilancio è in sofferenza per via di esposizioni debitorie, alcune già consolidate e altre che purtroppo si staranno consolidando, quindi queste vanno assolutamente sistemate. Parliamo dell'ordine di quasi 9 milioni di euro, quindi non sono cose da poco. Sistemata questa posizione anche attraverso una transazione che deve essere ovviamente rispettosa nell'interesse di tutti, si può pensare ad utilizzare le risorse che rimangono per fare tutto quello che serve ed è tantissimo. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento con 20:10 in studio questa sera Remo Sernaggiotto di Fratelli d'Italia e Gloria Callarelli di Forza Nuova. È tutto, adesso previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Buone notizie, il maltempo concede una tregua alle nostre regioni grazie ad un temporaneo aumento della pressione, ma vediamo il dettaglio di giovedì 23 maggio. Sul Veneto tornerà il sole a farci compagnia, sarà in genere stabile con cielo al massimo poco nuvoloso, salvo per isolati piovaschi possibili sui monti del Vicentino. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime piuttosto gradevoli, comprese invece tra 18 e 24 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento, solo con qualche addensamento sui rilievi, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime tra 18 e 22 gradi. Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige. Tanto sole ovunque, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime tra 24 e 25 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.